Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Questa mattina a Punta San Giuliano un uomo è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un distacco di fango all'interno di un cantiere durante il prelievo di materiale di interesse archeologico. L'operatore si trovava a lavorare all'interno della zona di scavo quando, come detto, c'è stato un distacco di materiale che l'ha travolto parzialmente. I vigili del fuoco accorsi da Venezia con 2 autopompe lagunari con i sommozzatori arrivati da Mestre e deli trasportati da Drago 149 si sono calati sul sito e hanno liberato dal fango l'uomo rimasto fortunatamente sempre cosciente. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale con un'idroambulanza. Sul posto anche il personale dello Spisal e la polizia locale. E il presidente della regione del Veneto, dopo aver appreso dell'operazione di salvataggio del lavoratore ferito, ha dichiarato: l'intervento tempestivo e puntuale dei nostri soccorritori ha permesso che oggi si evitasse piangere un altro morto sul lavoro. Per questo voglio pubblicamente ringraziare la squadra dei vigili del fuoco, dei sommozzatori, dei soccorritori del SUEM 118 e dell'idroambulanza dell'ULS 3 Serenissima che hanno prima estratto e poi messo in salvo un uomo. Rimane la piaga degli incidenti sul lavoro, conclude, un problema serio sul quale la Regione del Veneto continua a lavorare in ottica preventiva, ma che necessita di uno sforzo e di un'ampia riflessione a tutti i livelli. Cambiamo decisamente argomento. A Milano la prenotazione dei libri scolastici delle scuole primarie è diventata digitale attraverso il portale Comune Facile Cedole Librarie Online. Questa soluzione prevede che gli alunni e le famiglie degli stessi si rechino dai librai e tramite il loro codice fiscale possono ordinare e ritirare i libri, evitando al comune e alle segreterie degli istituti comprensivi di dover mettere in triplice copie le cedole, eliminando completamente la carta. Per il servizio delle cedole si avvale il comune della collaborazione del team di Comune Facile, piattaforma realizzata dall'azienda Yam SRL, che ha creato e sviluppato negli ultimi anni questa soluzione a misura delle esigenze dei comuni, e sono più di 370 i comuni aderenti in Italia, tra cui Venezia. Voltiamo pagina. Torna il cinema su 4 ruote nei quartieri e in campo, sotto casa e sotto le stelle. Da giugno a settembre in programma ci sono 70 spettacoli tra Mestre, Venezia e isole. Si è tenuta questa mattina al Centro Candiani la conferenza stampa di presentazione del ricco calendario di Cinemoving 2024. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Gli organizzatori raccomandano l'iscrizione al gruppo WhatsApp per ricevere il programma aggiornato e per ogni eventuale modifica al calendario e comunicazioni. Per iscriversi è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione, cioè 342 7611 875, contenente nome, cognome e Cinemoving. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.